È la quarta volta che il bar della Juvenilia, società per giovani calciatori e allievi della pallavolo di Padova, finisce nel mirino dei ladri. La scorsa notte, infatti, dei malviventi hanno preso d'assalto la struttura in via Tiziano Minio, prima sfondando la finestra e poi mettendo a soqquadro il bar. Il danno materiale ammonta agli 800 euro, ma è quello morale a pesare di più. Un danno morale perché non ce l'aspettavamo, nonostante il rafforzamento delle misure anche di garanzia, di tutela, diciamo, all'interno della struttura. Abbiamo messo su dei cancelli, abbiamo rafforzato le finestre, creando, diciamo, delle situazioni di anti-intrusione, ci sono delle telecamere. Ecco, pensavamo di aver fatto tutto il possibile e invece purtroppo anche ieri notte sono entrati per la quarta volta e hanno fatto veramente dei danni ingenti, che al di là del valore in sé, come dicevi appunto, al di là del valore in sé di ciò che hanno rubato, è proprio è come venissero a rubare a casa propria, insomma, a casa nostra. Un colpo vile che non scoraggia però l'animo dei volontari impegnati per questi ragazzi. E siamo sicuramente feriti nel nostro interno perché, ripeto, quell'ambiente è come fosse casa nostra, ma nello stesso tempo noi andiamo avanti sicuramente per la nostra strada. Voglio far notare che al di là dei numeri ci sono delle persone, ci sono dei ragazzi, tanto per fare un esempio, noi abbiamo delle squadre del calcio in particolare, dove ci sono dalle 12 alle 13 nazionalità diverse, dove i bambini e le famiglie convivono in maniera assolutamente integrata, del nostro scopo e del motivo per cui come volontari ci dedichiamo giornalmente, ora per ora, nel portare avanti questa attività, seppur nelle difficoltà. Quindi se era un segnale di intimidazione, certamente hanno sbagliato indirizzo, siamo un gruppo coeso e quindi noi andremo avanti.